Amici bellini, è qui che si gode, quindi venite, venite. Fa cavolo, non ce la faccio, volevo fare il video con i capelli sciolti, ma fa troppo caldo, non penso di resistere. Proviamo. Iscrivetevi al canale se per caso vi siete trovati qui così e non vi siete mai iscritti. Ma perché mai già iscritti? Perché è gratis e perché ci divertiamo. E lasciate un like, tanti like. Oh, fatemi ringraziare e fatemi chiedere scusa per il video di ieri che come un pazzo, quindi sediamoci, mettiamo il telefonino fermo, mi rendo conto, l'ho rivisto e viene il mal di testa, chiedo scusa, quando c'è da chiedere scusa bisogna chiedere scusa. E quindi andiamo velocemente a leggere un attimo le dichiarazioni di Spalletti e facciamo anche un po' di pagelline, le vedete con dei numeri perché ci stiamo, voglio tenere questa cosa delle pagelle numeri fino a fine stagione in modo tale che possiamo fare una media e decidiamo chi mi è piaciuto di più e chi di meno in questa stagione. Poi volevo anche aggiungere una cosa, utilizzo le parole del mio abbonato. Eh, non è detto, perché io vi leggo tutti, e questa è una risposta che io do volentieri a quelli educati che mi scrivono delle cose, altri non meritano risposta, meritano semplicemente di essere bloccati. Siete pochi, ma siete intensi, intensamente venite, oppure una sola persona con diversi nick, perché pure può essere. Critica, il Napoli si ama e si tifa per sempre da tutte le Serie C, Champions League. La SSC Napoli è diversa dal Napoli. Ecco, questo io utilizzo proprio le parole su. Perché così? Perché se io mi sento il diritto di dire SSC Napoli, certe cose si possono fare meglio, si può crescere sotto un certo punto di vista, lo stadio, le emoticon per dire i social. E guardate che piano piano queste mie puntualizzazioni stanno venendo a galla e stanno migliorando, quindi io sottoscrivo tutte le critiche che ho fatto al Napoli. Questo vuol dire che io vado allo stadio e devo gridare De Laurentiis spendi meglio. No, anche perché io con grandissimo anticipo ho detto e mi sono anche esposto. Guardate che Kvara è forte, guardate che questo è un grande acquisto, guardate che come si è mosso il Napoli in tempo per prendere Oliver Kvara mi piace moltissimo, quindi non lo dovrei nemmeno fare, però per quelli là che lo dicono con onestà e con educazione, alcuni mi consigliano, evita di fare questo e fai solo il tifoso, evita tu di dirmi quello che devo fare e faccio il tifoso come pare a me, quindi se vado allo stadio a Lucco, se il Napoli vince esulto, se il Napoli perde mi incazzo e se il Napoli non fa delle cose che potrebbe fare lo dico, questo è il mio modo di fare il tifoso. Tu magari solo forza no, e va bene anche quello, non ti dirò il contrario. Questo è l'importante perché adesso sta succedendo questa cosa del e dobbiamo chiedere scusa e che quello ha sempre ragione lui e voi non ci credevate eccetera eccetera. Poi aspettiamo alla prima sconfitta magari gli altri che accusano gli altri tifosi, oi che avevamo ragione noi, e così non ce ne usciamo più e non ci godiamo nemmeno le cose belle. Invece vogliamo mettere da parte e unirci. Io ho visto una bellissima atmosfera allo stadio e ho visto anche dei tifosi molto maturi che riconoscono le cose buone fatte dalla società, da Giuntoli, da ADL, dall'allenatore, eccetera, eccetera, e restano consapevoli che alcune cose possono poi risultare problematiche più in là. Ho visto un tifoso molto maturo, ho visto un tifoso che sta crescendo, quindi questo si rivolge a pochi eletti. Kvara la deve far girare, andiamo velocissimi sulle parole di Spalletti. Kvara, ancora, quando gli fanno i complimenti su Kvara, Spalletti è sempre molto puntiglioso su Kvara, la deve far girare, ancora non ci ha fatto vedere niente, alcune cose non mi piace come le fa, non si deve intestardire, deve darle indietro. E quindi sì, perché in modo tale che poi il prossimo dribbling sarà più efficace. Insomma, ci sono ancora dei margini che Spalletti conosce e che noi ancora non abbiamo visto. Nel frattempo siamo contentissimi perché sta facendo delle cose Kvaratskhelia che sono straordinarie e adesso se ne è accorta tutta Italia. Quindi attenzione. Gli dicono sono più liberi mentalmente, qua Spalletti secondo me è perfetto perché guarda e dice sì, certe partite abbiamo fatto una buona partita, ma come le abbiamo fatte l'anno scorso? E oltretutto non è che è stata rivoluzionata questa squadra, perché bene o male, sì, è stato inserito Kim al posto di Koulibaly e ci siamo. E Koulibaly pure fece un inizio di stagione straordinario, quindi non è un miglioramento incredibile. Anche Koulibaly segnò e fece un ottimo inizio di stagione. È stato aggiunto Kvara che
sicuramente al posto di Insigne già ha fatto più gol di Insigne e lo stanno dicendo tutti e va bene, ma più o meno siamo quelli dell'anno scorso e aggiungi, quindi questo che vuol dire nel pompieraggio è che se abbiamo cominciato bene l'anno scorso facendo 8 vittorie e comunque non è successo niente perché poi ogni tanto si può perdere terreno e le altre dipende dalle altre come si muovono. Non dobbiamo adesso dire questa è una di quelle partite che il Napoli non avrebbe mai vinto. Le aspetto al varco. Le solite cose che abbiamo detto anche l'anno scorso. Quindi Spalletti sorride e dice è uguale. Cioè noi dovevamo ripetere quanto di buono fatto l'anno scorso e lo stiamo facendo. Questa deve essere la soddisfazione, non il fatto che quest'anno siamo più forti. Lo dobbiamo vedere piano piano, lo dobbiamo vedere alla fine, anzi, se saremo stati più forti dell'anno scorso. Come si inseriscono i nuovi? È un problema tuo di giornalista. Io posso anche non inserirli. E qua c'è la sottolineatura di quanto di buono fatto l'anno scorso, che è innegabile, e anche il proteggere quello che è il suo gruppo, perché Spalletti sa che ci sono delle criticità. Vedi Demme, vedi Politano, vedi Fabian che adesso è stato comunque escluso, si deve coccolare un po' Meret perché ancora non sappiamo come si risolve la situazione portiere e quindi io posso anche non metterli, ha fatto benissimo a non metterli i nuovi perché non c'era bisogno e perché non devi far piacere a nessuno dei tifosi, devi pensare all'equilibrio anche mentale della squadra, è giusto, quando saranno pronti li vedremo, Raspadori, Simeone eccetera eccetera. Kim, bene anche la prima, non solo questa perché ha segnato, e sottolinea bene anche Amir, e dopo vedremo i voti. La costruzione forse si può fare meglio, Spalletti vuole più calma nella costruzione, ripetere anche dei passaggi semplici per far uscire poi la squadra avversaria. Su Demme, qua non sono d'accordo con Spalletti perché lui dice che fa a caldo, ha risposto no, perché la storia su Instagram era a freddo, era dopo tante ore, e poi ha chiesto scusa a freddo, però no, questa era già a freddo, quindi la cosa di Demme non mi piace, non mi è piaciuta sicuramente. Dobelé può giocare anche sulla tre quarti, vede oltre il primo passaggio, ha quest'idea di verticalità, ma serve la condizione fisica, deve essere veloce per farlo, quindi piano per l'esordio di Dombelé. Su Zielu e su Elmas, Zielu molto bene più dietro, questi 10 metri indietro che vede la porta di faccia e non di spalle, e Elmas lui lo vede un po' più trequartista, ma il fatto che si sacrifica ovviamente lo vedremo dappertutto come sempre. Meret è un professionista, il rigore di Ranocchia nessuno ha protestato, ci tiene a sottolineare Spalletti che nessuno ha protestato in campo, quasi come a dire che la sensazione del campo, in effetti ragazzi neanche noi allo stadio ce ne siamo accorti tantissimo, di solito queste cose sono molto più clamorose dalla nostra prospettiva di curva B, però non hanno protestato nemmeno in campo, rivedendo lo Spalletti dice questo è rigore, però a me nel momento in cui hai vinto a me piacerebbe, perché ricordate ne parlavamo l'anno scorso, paga il non protestare mai, che poi arriva al momento decisivo in cui tu non la sblocchi e ti serve quel rigore, paga non protestare mai? No. Paga protestare bene, con i dirigenti bene, dire le cose giuste in maniera giusta come fa Marotta, come fa Maldini? Sì, perché l'abbiamo visto in Milan che è stato penalizzato e poi non è stato penalizzato più. Quindi attenzione su questo Spalletti, nessuna protestata, magari però secondo me con la vittoria puoi protestare e puoi fare la voce grossa e quella cosa non è concepibile, che il VAR non la va a vedere. Ancora su Kvara, c'ha l'uno contro uno, questo viene non dalla conferenza ma dall'intervista, c'ha l'uno contro uno, è ambidestro ma dice che è ancora tesissimo perché sente di dover dimostrare per la sua nazione. Poi ci sono anche le parole di Osimhen che qualcuno ha visto arrabbiato, abbiamo visto anche noi dagli spalti, arrabbiato, voleva ancora che la squadra attaccasse. Osimhen anche quando è uscito non è che era arrabbiato per essere stato sostituito, ma voleva che la squadra attaccasse di più eccetera eccetera. E Osi, quando gli fanno la domanda, lui risponde I'm proud of this team, sono orgoglioso di questa squadra, quasi come se lui si sentisse capitano e leader di questa squadra, e probabilmente lo potrebbe anche diventare perché ha quell'entusiasmo che è trascinante. Se lui sta tranquillo, a me continua a non piacere una cosa di Osimhen, che quando prende un colpo qualsiasi si sbatte a terra come se avesse veramente perso un arto, e questo nei confronti di certi arbitri può risultare antipatico perché tu ti sbatti, poi ti alzi, poi protesti e questo non va a tuo favore. Andiamo ai voti che l'ottimo Peppe Di Palma si segnerà eccetera eccetera. Diciamo, leviamo subito l'arbitro da mezzo, per me si prende un 4 e facciamo arbitro e VAR tutti insieme perché al VAR Irrati l'arbitro era Fornò,
do un 4 generale, diciamola bene, 5 a Fornò, perché ho visto le ammonizioni a Napoli molto severe quando loro invece picchiavano e lasciava correre abbastanza, e poi il VAR Irrati non può, perché una cosa è l'arbitro che con la velocità può sbagliare, ma l'Irrati non può, quindi 4 a Irrati e 5 a Fornò. A Meret diamo 6, poco impegnato, la fa, una parata anche bella plastica. A Di Lorenzo 6 e mezzo, non posso dare di più perché poi arriva pure quella munizione che ti lascia sempre quella cosa, che ma fa, la Maloa, facimi Cazzanoli, eccetera, eccetera. Però sai quante cose in testa, la prima partita da capitano al Maradona, tutta una serie di responsabilità. Di Lorenzo sta facendo un doppio lavoro in questo momento, 6 e mezzo all'inizio, però in crescendo. Rachmani 6 e mezzo, molto bene. Kim gli diamo 7, perché hanno fatto un ottimo lavoro anche di copertura, puliti tutti e due, però Kim arriva anche al gol, e diamo 6 e mezzo a Mario Rui. Allo Botka diamo 7, compreso di assist. A Zielinski io avevo dato 7, ma devo dare 7 e mezzo, lo vedete? Voi potete pure mettere pausa, questo è più per Peppe, così per facilità. Si vede, poi è girato. Doppio assist, perché anche il gol di Kvara, dove lui se lo aggiusta e spara quella fucilata, è un assist di Zielinski che la tocca di esterno e la allunga per Kvara. Quindi gli va il 7,5, anche perché l'assist per il colpo di testa di Kim arriva da un suo calcio d'angolo, ed è importante perché questa era una delle criticità del Napoli, chi tira i calci di punizione, e abbiamo visto che sono affidati a Mario Rui con il sinistro e a Zielinski con il destro, quindi 7,5. 7,5 va anche ad Anghissà, anche lui un assist per Osi, ed era ovunque da mezzala, lo trovavi a destra e a sinistra, e poi è stato provato anche da centrale. Bello, questo è anche un po', ma l'analisi tattica, ragazzi, è più interessante quando vi posso far vedere i movimenti, eccetera, eccetera, contro avversari. Io non sottovaluto il Monza, però contro avversari che conosco meglio vi posso dire di più. Quando sono avversari il cui nome magari è così, vi posso dire, ah, era tu sto chilo là che si marcava Lozano, a cui do un 6 più, perché comunque non è riuscito a fare degli sfracelli, però punta sempre, mi piace che si punta sempre il fondo per dare più rifornimenti ad Osimhen, a cui diamo 6,5. Si è mangiato un gol, un bello scambio con Kvara, ma alla fine il gol l'ha fatto, un po' centrale, ma quei gol si fanno così là. Se lui avesse angolato di più, probabilmente il portiere l'avrebbe presa col piede, invece mi sta scappata la penna, invece le prende proprio sotto le gambe, perché la frustrata. Velocissima. A Kvara devo dare 8, non me ne frega niente di nessuno, doppio gol, uno più bello dell'altro. Col Verona ci ha fatto vedere il colpo di testa, adesso ci ha fatto vedere il destro e il sinistro dopo il dribbling, e che bellezza, e che bellezza. Un as gli diamo un più perché si è mosso bene, a Zerbin gli diamo un più perché ho visto che con la presenza di Oliveira, che è ancora un pochino non tatticamente disciplinato, Zerbin scalava ad aiutare. Zerbin è importantissimo, Zerbin si è pure fermato a fare il defaticamento da solo, perché facevano il defaticamento quelli che non sono entrati. Zerbin si è fermato in campo, Zerbin è mentalizzato, e mi ricorda Elmas senza voto, che pure viene messo un pochino avanti, poi dopo viene spostato a tutto campo come al solito. Politano anche senza voto, non credo che ci sia bisogno. Zerbin sì, più, è uno di quelli che si può fare un pochino, può fare la crescita con questo po' di minutaggio che ha, e va bene così. Mi sono dimenticato qualcosa? Ma sicuramente sì, ma qual è il problema? Voi mi dite le cose vostre, io vi ho detto le mie, ci siamo chiariti con tutti quelli che... Non me ne sono più legati, capito? Ci siamo chiariti con tutti quelli che... Qualcuno mi fa piacere il commento che dice, ma tu però stavi criticando la società, le polemiche, eccetera, eccetera, perché capisco che magari non avete seguito bene tutti i video, è difficile uno guardarsi tutti i video così, sono i miei eroi, quelli che se li guardano tutti e capiscono anche l'italiano. Qualcun altro invece è solamente un hater, e va bene, io li voglio, io li voglio, mi servono anche quelli, perché un canale dove non ci sono hater non è un canale che funziona. Ci devono essere dei personaggi che mi odiano, semplicemente per il fatto che io abbia un canale, al di là di quello che dica, perché se dico va tutto bene, allora sei incoerenza, se dico che va tutto male, cavalchi le polemiche, allora se dico gol, non si dice gol. Quindi servono gli hater, e quelli là non me ne fotte proprio, perché mi fanno perdere tempo, perché so
perché in passato ho risposto in privato per fare dei chiarimenti con alcune persone e ho perso tempo. E quando mi rendo conto che sto perdendo tempo a risponderti in privato e tu non capisci o fai finta di non capire, io là non divento cattivo, però penso che meritano di più di essere risposti quelli là intelligenti che capiscono, non quelli che sono d'accordo con me. Attenzione, perché io già all'interno degli abbonati, di quelli che praticamente sono il supporto al canale, eccetera, eccetera, possiamo avere opinioni diverse e ne parliamo tutti i giorni. Non è essere d'accordo con me, è essere educati e capire quello che si dice. Da lì si può fare un percorso di confronto, eccetera, eccetera. Se invece via, non servite a niente e io preferisco poi dedicare tempo a quelli che lo vogliono fare per bene. Da New York no, sempre da Napoli, Valerio Fluido, Azzurro Fluido e tutto si gode. 15 minuti, ho fatto un pochino di tutto, bene, poi si fa tele, eh? Ah, non oggi, ma state tuned perché sennò non sapete mai.